Buonasera da Portotolle, siamo in località Camello, piccola frazione di Portotolle, perché un gruppo di cittadini ci ha chiamato per i lavori fatti nella strada che congiunge il centro di Catiepolo verso appunto Camello. È stata fatta una pista ciclabile che sta creando non pochi problemi. Proviamo a capire che tipo di problemi ci sono. Questa strada ci hanno messo un guardaride, va bene, che non siamo più buoni di passare. Se si trova due camion rimorchi, perché vista che è una zona agricola, va bene che qua viene fuori dei quintali, diremo da mais, va bene, dalla cooperativa qua che abbiamo, va bene, qua a Storvemo va bene, proprio dei disagi grossi. Praticamente vi hanno stretto la strada facendo la Esatto, ciclabile. Tra hanno l'altro fatto la messo... ciclabile che è a norma 3,10 m e abbiamo la strada che percorriamo tutti i giorni più stretta, cioè è sempre quella misura, però ci hanno messo un guardarai. Allora lei è un operatore che tra l'altro ha dei mezzi pesanti dove vengono spostati. Questo disagio cosa potrebbe comportare? Porta che intanto è un pericolo per tutta la comunità e impossibilità di passare che si incontrano due mezzi delle aziende agricole e non riescono più a passare. Fa finire che si incagliano proprio e rimangono a metà. Da una parte abbiamo il canale, dall'altra ci hanno messo i guardrail, hanno pensato di più alla ciclabile con le misure giuste e noi non hanno pensato a noi, però un camion passa. Se ne troviamo un altro che viene in senso contrario o una corriera, noi non ci passiamo. Con le prime nebbie sicuramente succede qualcosa, perché è troppo così, non può restare. Il sindaco è stato avvisato, si sta interessando, però una cosa più veloce da fare subito, secondo noi bisogna tirarli via subito e lasciare lo spazio che I guardrail. Che fanno presto, è un intervento che si fa veloce finché non venga presa un'alternativa ben sicura. Tutti eravamo a conoscenza del progetto originale che arrivava fino qua al ponte con la stessa larghezza e tutto quanto, e noi eravamo tranquilli. Alla fine abbiamo visto che è un altro progetto e non è stata avvisata tutte le comunità. Cosetta Nicolasi, consigliere comunale di opposizione. Abbiamo sentito i disagi che può creare questo. Sì. E di chi è in appalto questa strada? Comunale, provinciale? Allora, questa strada è una strada comunale, il progetto della ciclabile rientra nel progetto regionale per creare la ciclovia adriatica, che è stato approvato poi anche in Consiglio Comunale. Sicuramente un progetto interessante che però non deve comunque andare a mettere in difficoltà i nostri concittadini e la nostra popolazione. Noi come gruppo consigliare siamo stati anche noi avvertiti appunto di questo disagio e siamo qui in supporto dei cittadini perché effettivamente c'è un problema di sicurezza stradale e con la messa in opera di questo guardrail purtroppo la strada si è ristretta a tal punto che comunque due mezzi come è stato ben spiegato non possono transitare in contemporanea. È un problema che bisogna risolvere perché comunque qui si mette in difficoltà la cittadinanza stessa e di conseguenza siamo qui anche per porre l'attenzione a tutto il Consiglio Comunale perché questa situazione venga al più presto risolta. Naturalmente sentiamo il sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli, cosa ci può dire per questo problema. Non poteva essere presente perché è in un altro impegno istituzionale e proviamo a sentirlo per telefono. Sindaco, buonasera. Cosa si può dire ai cittadini che in questo momento stanno protestando civilmente per quanto riguarda questo problema della viabilità verso Camello? In buona sostanza questo è il progetto di Veneto Strade, è una delle parti diciamo fondamentali del completamento della via Buozzi per raggiungere quel percorso ciclabile che sarebbe l'Adriatica, lavoro che è molto importante, lavoro di pubblica utilità che viene finanziato anche con fondi del PNRR, quindi insomma chiaramente il progetto è arrivato 1 anno e mezzo fa e le valutazioni riguardo
le careggiate della strada fatte dall'ufficio tecnico prevedevano comunque la conformità e quindi le distanze della pista ciclabile, scusa, delle careggiate della strada, e quindi insomma non ha fatto osservazioni di merito. Chiaro che la questione che adesso viene sollevata riguarda soprattutto il transito per i mezzi pesanti, perché due vetture passano tranquillamente. Il problema naturalmente riguarda più che altro il transito dei mezzi pesanti. Abbiamo fatto fare una verifica, mi sono mosso già da una settimana, ho scritto anche a Veneto Strade, vedremo di fare un incontro e cosa si può al limite verificare, soprattutto per quanto riguarda, ripeto, il transito dei mezzi pesanti.